I cittadini devono sapere che la fase 3 esiste sempre, che è quella che è peggio della 1. La fase 3 è quella che vedrà il ritorno del Covid in forma acuta è già iniziata e la Regione è al lavoro su questo fronte. Adesso abbiamo una fase di limbo nella quale c'è il periodo di convivenza, fase 2. Poi c'è una fase 3 della reinfezione acuta, perché oggi c'è l'infezione, diciamo, ubiquitaria, ma ha passato la fase acuta, può riacutizzarsi. La fase 3 per noi è quella che è già in corso, una 3 che si sovrappone alla 2, che è quella del prepararci alla nuova fase acuta. E qui vogliamo cogliere un'ulteriore sfida, ne abbiamo parlato stamattina, di essere ancora più performanti. Ai direttori generali nella quotidiana videoconferenza è stato chiesto di prepararsi per essere ancora più performanti quando, secondo quanto previsto dai modelli, a settembre-ottobre il virus potrebbe tornare. La partita è quella di avere una macchina da guerra sul fronte dei tamponi, quindi stiamo attrezzando le artiglierie. Allora, i tamponi sono le munizioni, le artiglierie sono le macchine e il personale e le squadre che li faranno. I dati a questa mattina parlano di 1.477 ricoverati, 79 in meno rispetto a 24 ore fa, in diminuzione di 7 unità anche i pazienti nelle terapie intensive, dove ad oggi sono 190. Si è dunque scesi sotto la soglia dei 200. Sono 5-10 pazienti che vengono ricoverati ogni giorno nelle rianimazioni. Oggi il dato dei dimessi dalle terapie intensive è superiore a quelli che vengono ricoverati nelle terapie intensive. Complessivamente negli ospedali veneti i pazienti no Covid sono 9.532, 196 in terapia intensiva. I pazienti non coronavirus nelle terapie intensive hanno superato, guardate che era un miraggio qualche giorno fa, hanno superato i pazienti coronavirus. Intanto novità anche sul fronte dei farmaci. Avigan è arrivato. Il protocollo c'è, è stato dato ovviamente al Veneto, è stato dato a Verona, poi ovviamente Verona e Padova. Una fase 3 che procede parallelamente alla fase 2, quella delle riaperture che secondo il presidente Zaia dovrebbero essere graduali così come sono state le chiusure. Aperture graduali però anche all'interno delle stesse aziende. Aprire a tutti un poco, nel senso che se tu hai un carico di 100 dipendenti, intanto comincia con i primi 15-20 e ti organizzi e cominci a fare un po' di formazione aziendale rispetto a quello che sarà il nuovo modo di lavorare in questa azienda. Il tutto nella massima sicurezza garantita a partire dall'uso delle mascherine. Noi siamo quelli che pensano che il barbiere, la parrucchiera, l'estetista, il massaggiatore, quello che è, debba fare la sua attività con la mascherina, il cliente deve avere la mascherina. Zaia alla fine replica il suo collega della Campania, De Luca, che ieri si era detto pronto a chiudere i confini della propria regione nel caso di aperture anticipate in territori dove il contagio è ancora elevato. Parlare dei grandi contagi del nord, io direi che bisogna assettare il numero di contagiati con il numero di tamponi. Sarebbe bello vedere i tamponi fatti da ogni regione, anche dalla Campania, e vedere i contagi, quindi abbiamo un numero di contagiati, o meglio un tot di tamponi per contagiato.